Bella, bellissima e anche insaziabile. Non ci sono più aggettivi per definire la Fortitudo Moncada Agrigento che ieri sera, espugnando Roseto degli Abruzzi, è entrata nella storia dello sport agrigentino, guadagnando la promozione in Lega Gold. Sarebbe stata promozione anche in caso di sconfitta, visto che Omegna è caduta a Mantova, ma la Fortitudo, che arrivava da 15 vittorie consecutive, non aveva nessuna intenzione di fermarsi e così è stato. Michele Giovanatto, questo è stato il più bel regalo, però adesso è arrivata anche la promozione, l'ennesima in maglia bianca-azzurra. Sì, no, fantastico, un'emozione incredibile. Terza promozione questa in maglia Fortitudo, è la più bella, la più insperata, non dico la più difficile, però anche forse la più difficile. Una promozione voluta a tutti i costi dopo un inizio di stagione travagliato, per avere messo le seconde addirittura a 12 punti, essere promossi con un mese d'anticipo rispetto alla fine del campionato vorrà pur dire qualcosa. Vuol dire che siamo stati bravissimi, perché comunque anche nei momenti difficili che ci sono stati all'inizio, però noi sapevamo il nostro valore e sapevamo quello che potevamo dare, quindi eravamo convinti di arrivare a disputare un campionato da protagonisti. È Gold, fortunatamente Gold, con 4 turni d'anticipo direi che non ce l'aspettavamo mai. Siamo felicissimi della promozione. Ancora non abbiamo realizzato, almeno io personalmente no, infatti sto già pensando alla prossima che dobbiamo andare a Omegna, insomma, quindi ancora non ho realizzato. Ho ricevuto un sacco di complimenti, ringrazio tutti per i messaggi e cose. Ieri sera è stato difficile anche rispondere a tutti per i messaggi e niente, ringrazio praticamente tutti, la società, il presidente, Franco, i ragazzi, tutti quelli che collaborano con noi, Totò Alletto, i fisioterapisti, tutti, ringrazio tutti. Se ne voglia male, non ho detto il nome di qualcuno, ma siamo in tanti.